Arrestato dai carabinieri il 55enne di Casale che il 21 ottobre lanciò un ordigno fabbricato artigianalmente contro il condominio di Marcon dove abita l'ex compagna. Poco prima le aveva mandato un messaggio: sto per portarti 2 regalini. Il giallo della mamma di 43 anni scomparsa 10 giorni fa a Stanghella dopo aver accompagnato all'asilo la figlia nella sua abitazione. Ha lavorato in queste ore il RIS dei carabinieri. Tempesta Vaia, lavori per $500 miliardi in appena 12 mesi, oltre 1700 cantieri aperti. Zaia dice andiamo avanti senza sosta per la ricostruzione. Il capo della protezione civile Borrelli: avete fatto un lavoro eccezionale. Rogo della Grenfell Tower di Londra, emergono particolari inquietanti nel rapporto ufficiale della tragedia in cui persero la vita i giovani architetti veneti Gloria Trevisani e Mauro Gottardi. La comunità di San Fiore nel Trevigiano in apprensione per un 68enne finito in carcere negli Stati Uniti durante un viaggio. Sarebbe accusato di danneggiamenti e percosse, ma i familiari non hanno notizie precise di cosa sia accaduto. L'11 novembre a Treviso i funerali della 39enne malata di tumore morta poche ore dopo il parto. Intanto Caritas attiva un conto corrente per aiutare il marito rimasto con i figli. Sono ben 25 i cittadini che nel comune di Bassano hanno superato il secolo, il recordman a 110 anni, ma sono soprattutto le donne a tagliare questo grande traguardo. Telespettatori di Antenna 3, buongiorno e bentrovati, la prima edizione dei nostri telegiornali. La cronaca dunque in primo piano a partire dall'arresto del 55enne vicentino, residente a Casale sul Sile, che lo ricorderete il 21 ottobre scorso lanciò un ordigno fabbricato artigianalmente contro il condominio dove abita la sua ex fidanzata a Marcon, un evento, quello di quell'esplosione che poteva tramutarsi davvero in una tragedia. Fu individuato qualche giorno dopo, stamane l'arresto. Allora ci racconta i particolari di questo blitz dei carabinieri la nostra Ilaria Marchiori, che ha seguito la conferenza stampa proprio dei carabinieri di Mestre questa mattina. Ilaria. Sì, buongiorno Nicola, buongiorno a tutti i telespettatori. Si è conclusa da poco la conferenza stampa dei carabinieri di Mestre, che ieri hanno arrestato Paolo Nogara, il 55enne che il 21 ottobre ha fatto esplodere questo ordigno artigianale a Marcon per cercare di vendicarsi dell'ex fidanzata. Come tra l'altro hai anticipato tu, le aveva mandato questo messaggio con scritto: sto lavorando per portarti 2 regalini, cosa che ovviamente lei aveva subito capito non essere positiva e che si trattava proprio di una minaccia, per cui si era già molto preoccupata. Nogara, originario di Vicenza ma residente a Casale sul Sile, è dunque accusato di atti persecutori, fabbricazione, detenzione e porto di materiale abusivo. Quello che voglio dirti, Nicola, è che innanzitutto non è nuovo a episodi del genere, nel senso che lui è proprio un appassionato di fabbricazione di questi ordigni e anche dei precedenti specifici in tal senso. Solo qualche anno fa aveva fatto praticamente la stessa identica cosa, anche se con un ordigno realizzato diversamente da quello di Marcon, piazzandolo nel giardino di un conoscente che gli doveva, pensa, poche centinaia di euro. Dunque è una persona anche molto vendicativa. Lui tra l'altro è un vero appassionato di ordigni e questa sua passione e la creazione viene facilitata dal fatto che è anche appassionato di sub, quindi conosce molto bene le reazioni chimiche che si vengono a creare con i gas contenuti nelle bombolette. Infatti la bomboletta che ha utilizzato a Marcon è una di quelle piccole che servono di riserva ai sub e che lui ha utilizzato come? Schiattando per fare uscire un po' il gas e avvicinando la polvere da sparo accanto si è creata appunto quell'esplosione che sappiamo ha fatto quel tipo di danno. Oltretutto poi durante la perquisizione in casa hanno trovato tutto il materiale possibile per la realizzazione di questi ordigni. Altro dettaglio che ci è stato fornito dai carabinieri in conferenza è che l'ex fidanzata, con cui tra l'altro lui è stato per circa 9 anni, si è detta molto spaventata, perché è pur vero che ora lui è stato arrestato, rischia 3 anni di carcere e quant'altro, però lei continua ad avere paura di una vendetta che si potrebbe attuare successivamente, o forse, chi lo sa, anche magari per mano di qualcun altro, un mandante o qualcuno. Quindi è molto spaventata e cercheranno di agire anche in tal senso, vedendo magari di proteggerla in qualche modo. Se non ci sono altre domande, Nicola, io restituisco la linea allo studio. Grazie a Ilaria Marchiori. Un altro caso di una ex perseguitata viene dal Vicentino.
Potrebbe finire in un'aula di tribunale la vicenda di un vicentino di 39 anni, accusato dalla sua ex fidanzata di averla molestata e perseguitata dopo la fine della loro relazione. Dopo qualche anno di convivenza, infatti, lei era tornata a vivere dai genitori, ma l'uomo avrebbe iniziato a tormentarla spedendo centinaia di messaggi sul suo telefono e spesso seguendola anche nei suoi spostamenti. Una situazione insostenibile alla quale la donna, che avrebbe anche ricevuto minacce, ha cercato di porre fine denunciando l'uomo dopo che lo scorso aprile la sua auto aveva preso fuoco. Il sospetto è che il rogo sia opera dell'ex fidanzato, il quale però nega ogni accusa. Negli ultimi mesi la situazione era migliorata dopo che il giudice aveva firmato il divieto di avvicinarsi alla ragazza a carico del 39enne. Le accuse sono di stalking, maltrattamenti e danneggiamento. E adesso il giallo della mamma di 43 anni scomparsa 10 giorni fa nel Padovano, un giallo tale per cui in queste ore hanno lavorato al setaccio la casa e l'auto i carabinieri del RIS. Scomparsa nel nulla, senza lasciare tracce, almeno per ora. Sono entrati in azione anche i carabinieri del RIS di Parma nelle indagini su Samira El Attar, 43 anni, marocchina, da 8 anni in Italia. Lo scorso 21 ottobre in Vici aveva portato la figlia di 4 anni all'asilo, poi si era recata da una conoscente a prendere dei vestiti per la bambina, quindi ancora in bici a Solesino, forse per cercare lavoro. Da allora più niente, staccato il cellulare, nessuna traccia. Il marito ha presentato denuncia il giorno successivo e da allora sono iniziate le ricerche che hanno coinvolto i carabinieri, le amministrazioni locali e la protezione civile. 24 ore fa i RIS di Parma hanno passato al setaccio l'abitazione della donna e l'auto del marito in collaborazione con i militari della compagnia di Este. Per ora nessuno sviluppo e nessun indagato, ma le ricerche continuano. Lasciamo per un attimo la cronaca, ci torneremo fra pochissimo, torniamo a parlare della tempesta Vaia, sono ancora i giorni di Vaia, il 28 l'allarme, il 29 l'inizio della devastazione, ma il 30 ottobre era ancora una giornata di grande emergenza. Il punto della situazione l'ha fatto ieri il governatore del Veneto Luca Zaia, parlando e guardando oltre che al passato anche al futuro. La sensazione al mio primo arrivo a Roccapiedra è stata del silenzio quasi spettrale, della dignità della gente della montagna, della tenacia di non mollare, erano lì tutti che spalavano, nessuno sul bordo della strada che aspettava gli aiuti, e penso che questo ricordo per me resterà indelebile. Grandi i cittadini della montagna, grandi tutti quelli che hanno subito danni, grandi i sindaci eroi che comunque sono stati al nostro fianco e al fianco delle loro popolazioni. Le prime cose, la tensione sicuramente, e poi la preoccupazione, soprattutto la domenica pomeriggio quando stavano uscendo le stelle, sembrava che a qualcuno sembrava che il peggio fosse passato e noi invece sapevamo che il peggio sarebbe capitato il lunedì, e quindi in quel momento molti telefonavano, chiedevano, addirittura insultavano anche, dicevano state creando allarmismo per nulla. In realtà poi si è visto cosa è successo. Questi sono i ricordi più vivi nella mente di chi ha vissuto quelle tragiche giornate e si è ritrovato a dover prendere decisioni. A un anno dalla tempesta Vaia che ha devastato il nostro territorio. Il governatore Zaia, nel suo ruolo di commissario delegato per il superamento dell'emergenza, fu in primis determinato nel disporre la chiusura delle scuole quando dall'esterno più di qualcuno parlava di allarmismo. È stata una scelta che ho fatto in autonomia. Ho visto le previsioni, erano pessime. Poi magari se arrivava una ventata d'aria e spostava la perturbazione, io oggi sarei qui a parlare del procurato allarme che ho creato piuttosto che del danno erariale o dell'interruzione del pubblico servizio perché ho chiuso le scuole. La verità è che poi quando metti a repentaglio la vita dei cittadini tu devi sempre saper salvaguardare la loro incolumità, e se tornassi indietro lo rifarei. E a un anno di distanza il punto a Palazzo Balbi sull'enorme lavoro di ricostruzione svolto in questi mesi. Abbiamo circa 1 miliardo di euro di promesse in 3 anni, la prima tranche è arrivata, l'abbiamo tutta investita e si è tradotta in 1746 cantieri. E abbiamo 68 milioni di euro dall'Europa in virtù di una pratica che io ho attivato,
e continuiamo così. Ovviamente chiederemo ancora risorse a Roma, visto e considerato che questo territorio è un territorio sensibile, delicato e va salvaguardato. Abbiamo affrontato soprattutto in montagna 28.000 ettari rasi al suolo su 100.000 ettari di bosco, abbiamo aperto in questo anno 1.746 cantieri per un controvalore già appaltato di 467.910.000 euro. Questi sono i numeri, grazie al lavoro di tutti, dei 160 soggetti attuatori, tra i quali 115 sindaci. Un lavoro di squadra a 360 gradi. Il sistema funziona. Il sistema funziona e oltre alle procedure funzionano anche le persone. Qua hanno funzionato le persone, perché puoi avere tutte le procedure codificate che vuoi, ma se non ci sono le persone non si riesce a operare. Possiamo dire che il Veneto ancora una volta si è dimostrato forte. Ma l'ha detto il Presidente Mattarella, il Veneto ha dato una lezione di protezione civile e quindi ci meritiamo l'autonomia. I complimenti sono arrivati ieri anche da chi era presente a Palazzo Balbi, tra i tanti anche il capo nazionale della protezione civile Borrelli. Un evento che ha provocato 6 miliardi e mezzo di euro di danni, questo è il nostro riscontro che abbiamo fatto anche ai fini del Fondo di solidarietà, e devo dire che il modello che è stato messo in piedi in questa regione ma anche nelle altre regioni ha consentito di intervenire efficacemente nella gestione dell'emergenza ma anche nel post-emergenza. Un grande lavoro quello svolto finora, l'ha definito il capo della protezione civile, che però si augura norme più facili e snelle per fare prevenzione e ripristinare le situazioni dopo le emergenze. Bisogna intervenire in prevenzione per poi limitare gli effetti al verificarsi dell'emergenza. Io vorrei investire molto di più in prevenzione e poi meno per ristorare i danni, perché è di tutta evidenza, lo sappiamo tutti, se noi mettiamo in sicurezza il nostro territorio poi gli eventi non hanno effetti così devastanti e non provocano neanche la perdita di vite umane. Il sistema messo in campo nel fronteggiare Vaia ha funzionato, evidenzia il capo dei Vigili del Fuoco, ma serve in più che tutte le componenti della protezione civile si parlino in tempo di pace, facciano delle esercitazioni, misurino le necessità e ove queste necessità non sono sufficienti vengano colmate. Quindi il sistema di protezione civile deve avere un piano e ciascuno nel piano deve svolgere il proprio ruolo. Nella tempesta Vaia questo ruolo è stato svolto abbastanza bene da ciascuno di noi e devo dire che la cosa ha funzionato molto bene. Certo, tutto è migliorabile, peraltro la tempesta Vaia non era uno di quegli scenari previsti dai piani di protezione civile. Intanto il coordinatore dell'associazione di categoria della filiera Legno e Energia fa sapere che ci vorranno almeno 5 anni per portare via tutti gli alberi abbattuti dalla tempesta Vaia. I tronchi, ha detto, sono talmente tanti che le aziende impegnate non possono fare di più. Il prezzo del legno è crollato. Meno male, conclude, che sono arrivati i cinesi che comprano i tronchi e fanno rialzare i prezzi. Un'altra notizia che viene dalla regione, che riguarda molto importante la sanità, perché è stata sottoscritta presso la direzione pianificazione territoriale regionale la proposta di accordo di programma per la realizzazione del nuovo polo della salute ospedale policlinico di Padova. Un accordo tra regione, azienda ospedaliera, università, comune e provincia di Padova. Ne ha dato notizia stamane lo stesso governatore Luca Zaia, dicendosi molto soddisfatto perché dice un altro tassello fondamentale per il futuro della sanità non solo veneto è andato al suo posto. L'accordo porterà a conformare urbanisticamente le aree necessarie alla realizzazione del nuovo polo della salute di Padova, articolato in 2 presidi sanitari complementari e di pari dignità dimensionale, e consentirà la rigenerazione e la riqualificazione del polo storico di Via Giustiniani e la realizzazione di un nuovo presidio collocato nell'area di Padova Est San Lazzaro, quindi un'altra tappa importante per il nuovo ospedale di Padova. Torniamo alla cronaca adesso, restiamo nel Padovano per parlare, lo ricorderete, della tragedia del rogo delle Grenfell Tower di Londra, dove morirono i 2 architetti veneti Gloria Trevisani e Mauro Gottardi. Dal rapporto ufficiale di quel giorno della tragedia emergono particolari inquietanti su errori e manchevolezze nei soccorsi.
Emergono gravi manchevolezze da parte dei Vigili del Fuoco di Londra. Un nuovo rapporto stilato nell'ambito di un'inchiesta indipendente sul rogo della Grenfell Tower di Londra, avvenuto nel giugno del 2017, dove persero la vita anche i giovani architetti veneti Gloria Trevisan di Campo San Piero e Marco Gottardi di San Stino di Livenza, sottolinea gravi errori che stanno creando non poco barazzo in Gran Bretagna. Sotto accusa la tragica scelta di dare come indicazione ai residenti del grattacielo di Kensington il stay put, ovvero di rimanere all'interno degli appartamenti in attesa che le fiamme che avvolgevano il rivestimento del palazzo fossero spente. Scelta fatale per gli inquilini dei piani più alti e tra di loro proprio Gloria e Marco. Viene anche contestata la lentezza dei soccorsi e le capacità degli uomini del London Fire Brigade, non sufficientemente addestrati a situazioni di gravissima emergenza. Un insieme di fattori che, secondo questo rapporto, possono aver reso più pesante il bilancio delle vittime. Inoltre sotto accusa anche il rivestimento della Grenfell Tower. I pannelli di alluminio avrebbero contribuito al rapido propagarsi delle fiamme. Dall'Inghilterra, da Londra a Fulton in Georgia, siamo negli Stati Uniti. Qui è stato arrestato a quanto pare un 68enne di San Fior, nella Marca trevigiana, arrestato nei giorni scorsi, non dava più notizia di sé ai familiari nella Marca da qualche giorno, era in viaggio, in viaggio in America, ebbene è stato arrestato. Ci sono notizie discordanti sulle accuse. Partito a inizio ottobre per un viaggio negli Stati Uniti e svanito nel nulla. I parenti temevano avesse avuto un incidente o fosse stato vittima di chissà quale altro preoccupante episodio, tanto da denunciarne la scomparsa ai carabinieri. Invece Marino Marcon, 68enne pensionato di San Fior, è in carcere a Fulton in Georgia. Cosa sia accaduto ancora non si sa con precisione. Pare che l'uomo, molto noto in paese, da tutti conosciuto come persona per bene e tranquilla, sia accusato di disturbo della quiete pubblica, percosse e danneggiamento a proprietà privata, reati che nel duro sistema giudiziario americano fanno finire immediatamente dietro le sbarre. La notizia è stata accolta con sconcerto e preoccupazione. A San Fiore del caso sono stati interessati la Farnesina ed il consolato italiano di Atlanta. Pochi istanti di pubblicità e torniamo subito. Rieccoci in studio in diretta, ripartiamo dalla Marca trevigiana, saranno celebrati sabato 11 novembre alle 15 nella chiesa di Sant'Andrea a Treviso i funerali della giovane mamma 39enne malata di tumore morta poco dopo aver dato alla luce il figlio. Un dramma che ha scosso tutta la Marca e anche per primi ovviamente i medici dell'ospedale Cafoncello di Treviso. Nel frattempo è scattata la gara di solidarietà per aiutare il marito con 5 figli. La Caritas ha attivato un conto corrente. Ha commosso la Marca intera il dramma della mamma morta 3 ore dopo aver dato alla luce il suo quinto figlio, stroncata da un tumore al seno scoperto appena 10 giorni prima. Eccola mentre sorride, felice e bellissima, vestita da sposa il giorno del matrimonio, o nel video mentre mostra allegra e sorridente le treccine. Marie-Louise aveva 39 anni, 4 figli ed un bimbo in arrivo. Originaria del Camerun, la famiglia era in Italia da una ventina d'anni, perfettamente integrati nella comunità del Vittoriese che li aveva accolti e dove i coniugi avevano suggellato anche davanti a Dio la loro unione sposandosi in chiesa. Ma dalla gioia più grande, in pochi giorni la famiglia è precipitata nel dramma, la scoperta di un tumore con metastasi diffuse. Marie-Louise è stata ricoverata al Cafoncello il 17 ottobre, alla 26esima settimana di gravidanza. I medici hanno tentato di tutto per salvarla, ma la situazione è precipitata. Sabato notte il cesareo, 3 ore dopo la donna è spirata. La nostra speranza era che almeno si riuscisse a farglielo avere in braccio, ecco, che lei potesse prenderlo e almeno vederlo e stare insieme per un periodo. Purtroppo così non è stato, anche se abbiamo tentato l'impossibile per cercare di arrestare la progressione di questa malattia. Nei giorni di degenza Marie-Louise si è fatta voler bene da tutti. Era lei a infondere coraggio ed ha lottato fino all'ultimo con ogni sua forza. Alla fine sembra quasi tutto sia andato proprio in questa strada, che lei abbia voluto, ecco, portarlo quanto più possibile avanti per farlo nascere e poi abbandonarsi e dire il mio dovere di mamma, ecco, l'ho fatto e adesso posso anche finire.
Una tragedia che ha commosso tutto l'ospedale, ma non solo. Per aiutare questa famiglia e questo papà rimasto con i suoi 5 bambini si sta attivando una rete di solidarietà. ULSS, Comune, Caritas si stanno mobilitando per sostenerli in questo momento così difficile. Intanto tutti fanno il tifo per il bimbo di Marie-Louise, ricoverato in patologia neonatale. Il piccino, compatibilmente con la prematurità, sta bene e a lui la sua mamma ha voluto dare un nome speciale, insolito per la famiglia, che solo ora ha capito. Il papà ci ha raccontato che il nome che hanno messo a questo bambino, che voleva la mamma, era Renato, e il significato che lei dava a questo nome era che tu sarai, diceva sempre quando era in pancia, tu sarai la mia rinascita. E il papà non aveva mai capito bene questo, ci scherzava sopra, e adesso questi giorni, quando è successo questo, ho ripensato molto al nome e a questo significato di rinascita e ho capito che era un messaggio che probabilmente mia moglie voleva darmi. Adesso parliamo di un'operazione della polizia di Verona che ha arrestato 2 persone accusate di reato di detenzione, di trasporto ai fini di spaccio di stupefacenti. Sono stati i poliziotti della Stradale a fermare per un controllo padre e figlio alla guida di un camion salernitani di 57 e 28 anni con diversi precedenti che viaggiavano lungo l'A22 in direzione Modena con i vetri delle luci rotte e i pneumatici lisci. Alla richiesta di documenti i poliziotti hanno scoperto che l'autista era privo di patente idonea e i documenti anche relativi al trasporto di fiori provenienti dall'Olanda presentavano diverse irregolarità. Inoltre i 2 erano anche privi dell'autorizzazione del trasporto merci conto terzi a causa di una revoca. Ma la sorpresa è arrivata dopo, quando durante le operazioni gli agenti hanno trovato un sacchetto di plastica confuso tra alcuni attrezzi presenti sul camion e dentro 9 palette di cocaina per un peso di oltre 10 kg. Fa discutere a Venezia la protesta di alcuni docenti e una classe della scuola Marco Polo che hanno rifiutato di incontrare alcuni soldati, alcuni appartenenti alle forze armate in vista del 4 novembre perché dicono noi ripudiamo la guerra. Immediata la reazione della regione che dice per bocca dell'assessore Donazzan questi insegnanti non sono degni di stare a scuola e annuncia un'ispezione. Niente militari a scuola per celebrare il 4 novembre, la festa delle forze armate e dell'unità nazionale. Un gruppo di docenti del liceo Marco Polo di Venezia ha boicottato un incontro che il preside aveva organizzato con 2 graduati di Marina Militare e Guardia di Finanza, perché non in linea con i principi dell'istituto, in nome del pacifismo dunque. Comportamento poco gradito dall'assessore regionale all'istruzione. Questi docenti non dovrebbero insegnare nella scuola italiana perché non rispettano le leggi italiane. C'è una legge che dice che il 4 di novembre è la data dedicata alle forze armate. Nella Costituzione le forze armate sono la prerogativa sotto il controllo del Capo dello Stato per l'esercizio di una delle funzioni che sottendono alla costruzione di uno Stato, ovvero l'utilizzo della forza nei modi che sono previsti proprio dalla Costituzione. Questi insegnanti sono, a mio parere, gravemente fuori luogo a scuola, direi quasi un atteggiamento sovversivo. Donazzan non lascerà correre. Credo che questi insegnanti stiano facendo passare dei messaggi molto gravi e siccome hanno un compito educativo, mi pare che stiano utilizzando la scuola come se fosse una loro associazione politica privata. Allora ricorderò loro, e lo farò attraverso gli strumenti che mi sono propri, quindi la richiesta di un'ispezione, visto questo comportamento, perché chiunque decida di fare questo tipo di propaganda politica ideologica non deve stare a scuola. Adesso parliamo di centenari. Il Veneto è terra di centenari, ma c'è un comune, Bassano del Grappa, che vede tantissimi persone che hanno superato questo traguardo, sono soprattutto donne. L'aria del Brenta evidentemente fa bene. Il solo comune di Bassano, dati alla mano, ha 25 ultracentenari tra i suoi residenti. Non è questione di quantità di chi ha sorpassato il secolo di vita, ma soprattutto di qualità, a cominciare da Giovanni Quarisa, il carabiniere classe 1909. Avete capito bene, 110 anni, passando per Maria Ceccato con i suoi 106 anni per arrivare ai ragazzini del gruppo, 6 donne e un uomo che hanno festeggiato i 100 anni nel 2018. C'è da dire che a spegnere tutte queste candeline nel 2019 saranno ben in 17 che le statistiche davano come 99enni nelle ultime rilevazioni.
Se il recordman è quindi un uomo, non ci sono dubbi che sono soprattutto le donne a tagliare il traguardo del secolo, 2 ultracentenari contro 23 signore del secolo. Non c'è confronto, come d'altronde appare in tutte le statistiche occidentali. In totale, dal 1914 in avanti, sono quindi in 9 ad avere visto la prima guerra mondiale, seppure in fasce. E se ci pensate, stiamo parlando di un autentico miracolo della vita, testimoni solidi come rocce e per fortuna spesso ancora vivaci nella mente e nel cuore. La loro discendenza potrebbe riempire un quartiere se si pensa che su 25 solo 5 non si sono sposati. Non abbiamo le statistiche su figli, nipoti e pronipoti, ma ci sentiamo di essere più che fiduciosi. Grazie, nonni bassanesi. In voi c'è tutto l'invalicabile Montegrappa. Davvero complimenti a questi super nonni. Noi siamo in chiusura, vi ricordo l'appuntamento con ore 13, oggi è mercoledì e quindi la CGIL torna a trovarci, il sindacato, parleremo in particolare del settore del lavoro somministrato. Allora con noi in studio ci saranno Rossana Careddu, Luigino Tasinato e Alessandro Squizzato di Nidil CGIL Treviso. Questa sera la politica ritorna in primo piano, a 20:10, 2 consiglieri regionali saranno i nostri ospiti, Simone Scarabella del Movimento 5 Stelle e Massimiliano Barison di Veneti Uniti. Vi lascio adesso le previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Benvenuti al Meteo. Ultimi giorni di ottobre in controtendenza rispetto al resto del mese che si è mostrato climaticamente sopra la media. Mercoledì 30 ottobre ancora una lieve instabilità e temperature più fresche. Nel dettaglio sul Veneto il cielo risulterà molto nuvoloso con residui piovaschi a carattere sparso al mattino. Il tempo sarà via via più asciutto col passare delle ore, ma la giornata risulterà piuttosto grigia. Temperature in ulteriore lieve calo, minime tra 5 e 11 gradi, valori massimi compresi invece tra 11 e 13 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia con ultime piogge al mattino, ma via via in esaurimento, cielo coperto un po' ovunque. Temperature minime tra 6 e 10 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 12 e i 13 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige dove non cambia la situazione, tempo ancora localmente instabile ma situazione in miglioramento durante il pomeriggio. Temperature minime sui 9 gradi, valori massimi sui 12 gradi. Dal Meteo di Antenna 3 per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento, arrivederci.